Ben ritrovati cari telespettatori, ben arrivate alle nostre ospiti. Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPCGIL del Veneto, grazie segretaria di essere qui con noi. E abbiamo anche Antonella Franceschini, segretaria SPCGIL di Padova, grazie anche Buongiorno a lei. a tutte e a tutti. Allora, parliamo in modo particolare per fare un po' di cultura, di informazione, anche se molte persone che ci seguono, lo sappiamo, hanno vissuto dei momenti strategici importanti, quelli di cui voi ci racconterete, però parliamo di percorso fatto dalle donne in diversi anni, di conquiste sociali rilevanti, conquiste normative, e stando a quello che prevede la Costituzione, che prevedono le varie leggi, in realtà tutto potrebbe andare molto molto bene, perché i presupposti ci sono tutti. Se invece vediamo la realtà, fa acqua da tutte le parti. Io prima guardavo ad esempio l'articolo 37 della Costituzione, riconosce la parità retributiva. Riconosce la parità retributiva la Costituzione, attenzione, io non lo so, però di fatto non è così, per esempio, e tante altre cose. Allora, cominciamo con lei segretaria, quanto è importante ricordare e perché ricordare l'8 marzo come giornata internazionale per le donne, per i diritti riconosciuti alle donne? Certo. Allora, intanto un saluto a lei e un saluto a tutte le persone che ci seguono da casa. Quest'anno è un anno sicuramente importante, anche simbolico, perché sono gli 80 anni non solo della nascita della nostra Repubblica, ma anche del diritto al voto alle donne, quindi anche in occasione dell'8 marzo, che ricordiamolo non è la festa della donna, è proprio la giornata internazionale dei diritti delle donne, lo vogliamo proprio ricordare e anche celebrare, perché ci sono delle tappe importanti. Infatti, come vediamo dalla nostra slide, il diritto alle donne è arrivato, diciamo, con tanta fatica e tante lotte il 1° febbraio del 45, ancora quando la seconda guerra mondiale, diciamo, non era conclusa, però effettivamente le donne hanno votato nel 1946 la prima volta, e quindi 80 anni fa. Tutti pensiamo che la prima volta al voto sia stato il referendum, quello istituzionale, con la scelta tra la monarchia e la Repubblica. In verità ci sono stati altri 2 voti molto molto importanti, tutti e 3, diciamo, fondamentali nel 1946 per le tappe, diciamo, della nostra democrazia. E quindi, come la slide diceva, il primo voto è stato a gennaio del 46, dove le donne sono diventate elettrici attive e passive. Cosa significa? Che hanno votato, ma allo stesso tempo potevano essere anche candidate, e quindi hanno votato le elezioni amministrative, e lì abbiamo avuto le prime donne sindache in quell'anno 6, tra le quali anche una veneta, della provincia di Verona, una donna della provincia di Verona, ma anche 2000 tra consigliere e amministratrici. Quindi vuol dire che le donne nel 46 sono entrate, diciamo, nella politica anche quella più di prossimità. Ecco, qui lo vediamo, 2000 consiglieri comunali e 6 sindache in Italia. Tra l'altro, ecco, ci ricorda la slide l'affluenza femminile alle urne, ben l'89%, quindi delle percentuali molto distanti da quelle che troviamo oggi, perché giustamente le donne la prima volta al voto l'hanno visto sicuramente come una grande conquista per la democrazia, per se stesse e per la loro libertà. Il secondo voto è stato quello di votare, appunto, e di scegliere le madri costituenti, che sono state fondamentali non solo per la scrittura della nostra Costituzione, ma per mettere, diciamo, dentro quegli articoli dei semi importanti che poi avrebbero fatto sì che nel percorso, diciamo, anche di emancipazione delle donne, ma anche di lotta, tanti diritti venissero, per così dire, acquisiti, fino ad arrivare poi al 2 giugno, quando si è votato per il referendum istitutivo in questo caso, la vittoria, diciamo, della nostra Repubblica. Quindi molto molto importante il periodo, e soprattutto, ecco, anche qui vediamo l'affluenza, tra l'altro anche qui l'89%, più donne che uomini hanno votato. E tra l'altro qui ci viene in mente il bellissimo film della Cortellesi, dove insomma ci sono anche delle battute. Un giorno bellissimo, nella cabina di votazione avevo il cuore in gola, mi tremavano le mani, insomma
è stato un momento storico per le donne sicuramente, ma anche per la nostra democrazia. Tra l'altro, ecco, mi piace ricordare ieri, nelle tante iniziative che lo SPI sta facendo tutto il mese di marzo, diciamo, in giro per la nostra regione, ho partecipato a un'iniziativa dello SPI di Verona, dove abbiamo visto assieme, poi insomma abbiamo dibattuto anche un altro film molto bello che parla appunto dell'acquisizione del diritto di voto delle donne, in questo caso svizzere, nel 1971, quindi noi pensiamo a volte, no, di essere state, no, in ritardo ad acquisire, io dico sempre sì, in ritardo sì, ma ci sono dei paesi democratici vicino a noi che hanno acquisito il diritto di voto, in questo caso per le donne, molto più tardi di noi. Quindi un altro film, devo dire, molto bello e molto emozionante, che insomma, ecco, dico a tutti di poterlo guardare con molto interesse. Certo, il diritto al voto per le donne non è stato un regalo, è stata una grande conquista, frutto di tante lotte che iniziano, se volete, anche, se vogliamo ricordare dal 1850 in poi, con le suffragette un po' in tutta Europa. E per quanto riguarda l'Italia, molto probabilmente la spinta finale è stata data diciamo, dalle donne che si sono impegnate nella resistenza e hanno fatto effettivamente la differenza diciamo, per conquistare la libertà di tutti, uomini e donne che fossero. Quindi questo è stato un momento importante. Infatti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale le donne finalmente italiane hanno acquisito il diritto di voto e sono diventate di fatto cittadine attive, ma come abbiamo visto anche eleggibili, e questo è molto importante, esatto, nella vita, quindi non solo cittadine attive nel ruolo politico della nostra nazione, ma possono essere e potevano essere elette appunto nei comuni, nelle istituzioni, nel Parlamento, abbiamo visto prima come madri costituenti, poi insomma come deputate e senatrici. Questo è molto importante. Abbiamo visto prima segretaria l'affluenza alle urne, lei l'ha citato anche ugualmente, inizialmente grandissimo entusiasmo, una grande opportunità, poi via via per uomini e donne comunque anche in misura superiore per le elettrici è andata scemando. Esatto. Che cosa imputate questo calo di... Cause sicuramente ce ne sono tante, perché poi c'è chi è sfiduciato, diciamo, dalla politica, ma non solo dalla politica, e quindi non esercita il proprio diritto di voto, che è un diritto ma è anche un dovere. Dall'altra parte chi sceglie proprio di non andare a votare, quindi le differenze sono proprio sostanziali rispetto a questo. Principalmente diciamo che non c'è più speranza nelle persone, non credono più ci sia una possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. Lo vediamo anche con i diritti che sono non solo sempre messi in discussione, ma noi rischiamo anche di arretrare e purtroppo la nostra democrazia, se vogliamo che sia viva, ci dobbiamo mettere insieme, dobbiamo essere uniti e unite per lottare, insomma, perché i diritti non sono mai per sempre, l'abbiamo capito, devono sempre essere alimentati, devono essere curati, ma possibilmente anche estesi. Quando non diventano più esigibili, le persone non credono più, diciamo, nella politica e non solo nella politica, ma anche nelle istituzioni, e questo diventa molto grave, perché poi perdi la speranza, perdi ogni cosa, e se non vai a votare non eserciti il tuo diritto, soprattutto non dici quello che pensi, ecco, e quindi alla fine sono gli altri che decidono per te. E bisogna riflettere su questa cosa. Esatto, perché anche un diritto che questo, adesso non voglio essere troppo negativa, però se non lo esercitiamo, ricordiamoci che qualche anno fa un politico diceva di tirare via il diritto al voto agli anziani, perché ormai gli anziani non contano più niente, perché ormai la vita l'hanno vissuta e quindi lasciamo il voto agli altri. Ti escludono pian pianino e iniziano magari da alcune categorie, possono essere gli anziani o possono essere i giovani, perché magari qualcuno dice non sono ancora abbastanza maturi, e così noi erodiamo la democrazia che fin qui siamo riusciti a costruire. Quindi insieme le cose si possono affrontare, ci si può battere, appunto come facciamo ormai
tutti i giorni per i diritti sia acquisiti ma anche da conquistare. Certo. Abbiamo visto un messaggio prima che un nostro telespettatore o telespettatrice ha trovato, se ricordate il titolo del film che ne faceva cenno come interprete, e dice che può essere un film da mediateca scolastica, e qui l'aggancio con le giovani generazioni e io direi anche con le tante donne che vengono da altre culture, perché ormai siamo in una società poliedrica e quello che magari noi diamo per scontato non lo è assolutamente per chi viene da altre culture. Da un lato i giovani, che dovrebbero ricevere degli input e non dare niente per scontato, perché così non è, e purtroppo il rispetto delle donne da parte dei giovani non è neanche tanto scontato. Sempre presenti, attivi, lo SPI del Veneto, siete un vero esempio, altro che pensionati, ma persone attive al di sopra di ogni appartenenza politica, bravi. E quindi questo è un messaggio del nostro telespettatore e telespettatrice. I telespettatori che ci seguono. Assolutamente, infatti. E salutiamo tutti quanti indistintamente dove si trovano, che sappiamo che ci chiamano, chiedono informazioni, e le sedi dello SPI sono un po' ovunque raggiungibili. Se non potete andarci autonomamente, fatevi supportare. Poi ci sono anche altri servizi sempre del sindacato che possono anche dare una mano per chi ha bisogno di spostarsi. Tornando a noi, segretaria, il discorso di donne che vengono da altre culture, che quindi devono conoscere i diritti ma anche farli in qualche modo nelle loro comunità, farli rispettare, è un percorso che devono ancora fare. Assolutamente sì, ma dobbiamo essere anche noi, in questo caso naturalmente anche lo Stato, noi lo facciamo come organizzazione sindacale, perché poi queste donne entrano o possono entrare anche nel mondo del lavoro, ma si inizia prima con la conoscenza anche semplicemente della nostra lingua, perché poi diventa anche difficile, no, comunicare. Quindi noi al nostro interno come sindacato anche offriamo poi per le diverse anche categorie, i diversi settori di lavoro, ma non solo, perché pensiamo anche a tante pensionate e pensionati che sono stati magari maestri, maestre, ma professori, che fanno anche questa attività di volontariato insegnando alle persone che entrano nel nostro paese a conoscere una lingua, e dalla lingua poi la nostra cultura, ma anche leggendo gli articoli della Costituzione e cercando di spiegare loro quali sono i nostri diritti e i nostri doveri. Quindi noi come sindacato, diciamo, è una pratica abbastanza comune che abbiamo un po' in tutte le sedi, naturalmente quelle centrali non possiamo avere nelle sedi periferiche, ma nelle sedi periferiche assieme delle associazioni culturali questa cosa viene fatta. E sono anche ci sono anche delle situazioni non solo importanti, rispetto alle quali poi noi ci possiamo anche confrontare con le amministrazioni comunali quando vediamo che ci sono dei disagi, ma nascono anche degli scambi, delle amicizie e delle sinergie. È molto bello. Certo, non lo dovrebbe fare solo il sindacato o le associazioni culturali, è una cosa che invece lo Stato dovrebbe offrire a chi arriva qui, perché c'è bisogno di integrare, c'è bisogno di conoscere e conoscerci per comprenderci meglio, ma per stare anche nella vita, diciamo, di tutti i giorni, oltre che quella lavorativa. Ricordiamoci che quando una persona lavora deve comprendere bene la nostra lingua, perché poi ci sono anche dei rischi legati all'attività lavorativa, sì. E vediamo purtroppo quanti morti sul lavoro, anche stranieri, perché magari le condizioni di lavoro non sono propriamente quelle consone, ma anche perché magari la lingua non sempre gli permette di poter conoscere, diciamo, tutte le leggi e le regole. Infatti è ancora di più importante per le donne essere integrate, anche per poi educare nel modo migliore i propri figli. Poi andiamo in pubblicità, ci spostiamo poi sul territorio di competenza, cioè, diciamo più ambito di Padova, ma non è soltanto quello, e con altre tematiche, e quindi seguiteci. Allora, Nicoletta Franceschini, segretaria di Padova, quanto è importante, come sottolineava appunto la segretaria generale, questo percorso di conquista di diritti basilari che poi hanno aperto le porte ad altri diritti altrettanto per noi scontati, fondamentali, che però non è detto che lo siano?
Assolutamente no. Allora, le nostre madri costituenti vogliamo ricordare che sono state le prime in molte cose, non solo al voto, perché appunto sono state le prime ad essere elette, le prime ad entrare nelle istituzioni, nei palazzi istituzionali e poi sono state fautrici della storia del nostro paese, perché molte conquiste sono state fatte grazie agli articoli poi inseriti nella Costituzione e alla volontà di mettere in atto appunto queste emancipazioni. Ricordiamo alcuni di questi, perché poi insomma le lotte, la possibilità, l'aver dato la possibilità alle donne di entrare nel mondo della politica è stata una spinta molto forte e importante per acquisire dei diritti che non erano assolutamente riconosciuti. Allora partiamo dalla possibilità alle donne di entrare nella magistratura nel 63, la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la legge sull'aborto. Stiamo parlando sempre di tutti i fine anni 70, per cui la legge sul divorzio appunto è del 70, del 75 nuovo diritto di famiglia, la parità di trattamento di uomini e donne sul lavoro del 77. Esatto. E addirittura l'abrogazione del delitto d'onore, come lo si dice tante volte, 1981, del diritto d'onore, c'è una cosa che sembra inverosimile. E poi in auge anche in questi giorni la legge sullo stupro, è stato riconosciuto come reato nel 96, ma ancora ad oggi stiamo rivendicando una legge più giusta ed adeguata, che non metta sempre le donne nelle condizioni di dover dimostrare la loro, diciamo, innocenza e invece insomma non sembra stiamo andando in questa direzione, ma appunto è difficile riconoscere quello che insomma è sotto gli occhi di tutti, la violenza come un reato a tutti gli effetti. Se non c'è consenso non è mai, è sempre reato, quindi non deve essere sancito, ma deve essere una cosa che viene naturalmente inserita nelle norme. Quindi queste donne sono state veramente dei capisaldi nella nostra cultura. Ovviamente c'è ancora tanto da fare, perché soprattutto le donne, come vediamo, nonostante la Costituzione lo preveda, l'abbiamo citato prima, no? I diritti al lavoro, ancora facciamo fatica ad avere una parità salariale nei luoghi di lavoro, le donne sono pagate meno, questo dà tutta una conseguenza poi anche nella vita sociale delle famiglie. Ma sono cose, io continuo a ripeterlo, che sono cose inverosimili, è come il gatto che si morde la coda, mi sembra veramente, perché come tutte le cose poi tra l'altro, perché qua in Italia qualsiasi cosa è controproducente se si fa il giro completo. Se penso che tantissime persone sono morte per creare una democrazia e ora ci troviamo con questa politica, meglio le vostre associazioni. Allora, ritornando esatto, alla parità salariale, che poi porta tutta una serie di conseguenze, tipo la pensione, che appunto il livello pensionistico è adeguato al salario percepito, per cui non avendo la possibilità di avere stipendi adeguati alle proprie mansioni, ci si trova poi ad avere anche una pensione più bassa rispetto agli uomini. Ma io mi chiedo a lei segretaria, a lei che è stata in cooperative, una famiglia è fatta, ci possono essere due donne, due uomini, ma vabbè, uomo e donna con i classici figli che poi i genitori diventano anziani, eccetera. Se entrambi prendessero pari retribuzione, non verso il basso, questa è la tendenza, ma pari retribuzione al medio, alto livello, è un vantaggio per entrambi. In caso di separazione il marito non dovrebbe sborsare cifre infinite per mantenere la moglie coi figli, perché anche lei avrebbe un reddito adeguato. In caso quando diventano anziani, pensionati, lo stato di famiglia sarebbe certamente migliore, potrebbero permettersi una sanità più adeguata, un supporto familiare. Con i figli meno sacrifici, perché hai più disponibilità economica, perché anche quei 200 classici gap di 200-300 euro
ti fanno comodo in famiglia, ma io dico, è un interesse anche al maschile o no? Avere che la propria compagna nel bene e nel male guadagni tanto quanto il marito o no? Cioè, assolutamente sì. È diciamo che è un fattore culturale, perché le donne da sempre sono coloro che si occupano della cura familiare, quindi le prime a dover rinunciare al proprio lavoro. Quindi è il datore di lavoro che non è interessato. Un salario più basso sono anche quelle più sacrificabili, diciamo, nell'economia familiare, perché ovviamente avendo un salario più alto da parte del compagno, del coniuge, viene sacrificato poi il lavoro delle donne, quindi è proprio un fattore culturale che deve partire da tanto lontano, quello intanto di riconoscere il lavoro di cura delle famiglie. Infatti qua vediamo obiettivi che devono essere ancora raggiunti. Esatto, e quello è un obiettivo importante, perché abbiamo una popolazione che si sta modificando e la popolazione sta diventando sempre più anziana, abbiamo pochi giovani che entrano tempestivamente nel mondo del lavoro e quindi ci vuole un supporto importante, forse poi Nicoletta parlerà anche di questo tema. Prego segretaria. No, stavo pensando, vedendo anche la slide, probabilmente anche avere poche donne nei ruoli apicali fa la differenza, in negativo e positivo. In questo caso, visto gli obiettivi da raggiungere, direi in negativo. La parità salariale sarebbe da applicare, perché le leggi ne abbiamo dal 50 a oggi, sono da mettere in sono proprio da mettere in pratica. E quando si parla del gap, soprattutto tra le pensioni, prima si diceva 200 euro, si sparava, diciamo, questa cifra, la cifra è molto più alta. Noi abbiamo fatto uno studio, qua in Veneto parlo, le donne prendono mediamente la metà degli uomini, abbiamo visto che la media delle pensioni delle donne è 840 euro, la media, quindi c'è gente che prende molto di meno, gli uomini la media è 1660, quindi è spaventoso vedere delle cifre del genere. Vuol dire che una donna, intanto è probabilmente a rischio sicuramente reddito, ma vuol dire che deve stare attaccata per anche un discorso economico al marito, al compagno, perché senza quel pezzo di reddito non riuscirebbe a vivere. Cioè, vediamo adesso il caro vita, no? Caro energia, il resto, ma vuol dire che è anche esposta a una violenza economica e quindi difficilmente, se subisce violenza, ce la fa ad uscire, diciamo, anche da questa spirale. Ci sono tantissime cose delle quali tener conto e probabilmente non riesce neanche a curarsi, perché con così poco reddito è difficile. Se rimane poi da sola, aiuto veramente, è una doppia fragilità, quella dell'età, quella del reddito, il fatto di rimanere da sola, quindi poco sicura. Ci sono veramente tantissime cose da tenere in considerazione. E soprattutto, ecco, anche la violenza è un altro aspetto molto importante, che ha a che fare sicuramente con l'economia, ma non solo con l'economia, con la cultura, rispetto alla quale noi dobbiamo ancora molto lavorare. Infatti qua c'è un messaggio sulla cultura: ma che specie è l'umano che ancora oggi deve fare delle leggi per tutelare le donne? È una vergogna, siamo proprio al tempo del Giurassico. Infatti sembra quasi inverosimile. Esatto. Ma io qua vi faccio la provocazione, perché voi rappresentate quelle che sono state le giovani generazioni di un tempo con i diritti conquistati dalle vostre madri, giusto? Perché tutto sommato questo è. Ma allora vuol dire che, siccome i giovani tuttora mancano di rispetto, c'è mancanza di rispetto, c'è violenza di genere che viene perpetrata ai danni delle donne, giovani donne e così via, vuol dire che anche le madri attuali, che sono ben più giovani di voi, hanno sbagliato nell'educazione, perché altrimenti questo problema avrebbe dovuto essere legato a un'era giurassica superatissima, perché stiamo parlando di leggi dove quei giovani che sono accusati di compiere certi gesti sono del 2000. No, sì, diciamo che anche qui è difficile trovare, non c'è un'unica causa. No, sicuramente c'è un problema anche educativo. Sicuramente il problema educativo, sicuramente anche un problema proprio culturale. La società negli ultimi 30 anni è cambiata, è diventata estremamente individualista, cosa che prima non era, si è richiusa in se stessa. Quando va bene a me è sufficiente, non penso al resto. Prima invece c'è sempre stato, ma
e noi portiamo avanti anche un pensiero collettivo, no? Non mi basta star bene, nel senso che tutti insieme dobbiamo star bene, quindi un discorso anche di solidarietà, di eguaglianza, ma poi è mancato probabilmente, senza probabilmente, anche tutto un aspetto culturale che deriva probabilmente anche da famiglie che con uno sviluppo così diciamo della società purtroppo in negativo, appunto l'individualismo, anche questo continuo fare, crescere, vediamo la tecnologia, cioè non riusciamo a starci dietro. Si sono persi dei valori. Si sono persi dei valori e soprattutto magari la famiglia in questo caso e la scuola non si sono più neanche incontrate per stilare quasi un processo, per così dire, anche culturale e formativo di questi bambini, bambine, ragazze e ragazzi. Concorda sull'aspetto culturale che è rilevante e quindi che messaggio si sente di dare alle signore che ci seguono, che magari hanno nipoti, giovani o figli? Beh, intanto il fattore culturale è fondamentale, bisognerebbe ci fosse una normativa che prevede l'introduzione dell'educazione sessuaffettiva nelle scuole, vista in senso più ampio, e non avere paura della parola o del tema da affrontare. Io ho partecipato a diversi incontri, anche frequentati da giovani, dove chiedono loro questo tipo di formazione perché si rendono conto che manca qualcosa alla base. Non tutte le famiglie sono attrezzate per affrontarli questi temi, quindi bisogna partire dalle scuole innanzitutto ad una formazione che sia inclusiva e non esclusiva, coltivare ancora il noi e non questo individualismo che in questi anni invece ha perversato, come diceva Nicoletta, è una società che pensa all'io e non pensa più al noi, e questa è la base di quanto sta accadendo nel mondo moderno. Poi tanta superficialità, perché al di là di quando stiamo parlando di quello che è successo nella storia e guardando al tempo i giorni nostri, molte donne sono molto disimpegnate, più prese dalla contingenza che non... Più che superficialità, prese da mille cose. Dalle contingenze quotidiane. Esatto, proprio dal lavoro di cura e non solo, e tra mille incombenze. Quindi a volte fermarsi un attimo, riflettere, conoscere, riprendere anche, partendo anche dalla lettura della nostra Costituzione, i valori fondamentali, insomma, della nostra democrazia, credo che non sia tempo perso ma tempo impegnato, e pensare, come diceva anche Antonella, al noi, parlarsi, che è una pratica, diciamo, ormai un po' desueta, e soprattutto confrontarci e pensare ad una società inclusiva dove le donne possono essere ancora, e lo sono, protagoniste, perché tutti i giorni noi lottiamo pacificamente per i nostri diritti, per esigerli concretamente e anche per tramandarli alle nuove generazioni. Ecco, voi fate parte del Comitato Coordinamento Donne dello SPI-CGIL. Che cosa vuol dire farne parte, in due parole? Fare parte del coordinamento intanto vuol dire creare un gruppo di donne che sposano gli stessi principi e cercano anche di portarli al di fuori della nostra organizzazione, perché molto spesso ci troviamo a dover anche confrontarci tanto tra di noi, ma quello che è importante è portare al di fuori delle nostre mura il nostro pensiero, il nostro concetto, quello di contaminare anche altre donne attraverso le buone pratiche. Quindi questo è il nostro obiettivo, soprattutto condividere quello che noi facciamo e proviamo anche nel mondo esterno. Fare cultura, e torniamo al punto di inizio. Esatto. Allora, grazie segretaria Antonella Franceschin, segretaria dello SPI-CGIL di Padova, grazie Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello SPI-CGIL del Veneto, e entrambe componenti del coordinamento donne dello SPI del Veneto. Grazie a voi di averci seguito, di aver partecipato. Vi invito a contattare le sedi SPI per qualsiasi problema, anche i famosi problemi relativi alle pensioni o altri suggerimenti che vi possono essere utili. Sono presenti su tutto il territorio, si trovano anche sulla rubrica del telefono. Buon proseguimento, a presto.